A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Andamento dei contagi e colori nell'apertura di questa edizione del nostro telegiornale. L'indice RT in Friuli Venezia Giulia è tornato nuovamente sopra l'1, ma di fatto il Friuli Venezia Giulia quasi certamente resterà in zona gialla. Rassicurazioni, sebbene informali, sono arrivati in tal senso da Roma alla nostra regione. Quindi rimane il Friuli Venezia Giulia in zona gialla, secondo l'analisi della cabina di regia del nostro paese, ma per l'Europa il Friuli Venezia Giulia ritorna in zona rosso scuro, quella dei territori a più alto rischio di contagio. L'europarlamentare della Lega Marco Dreosto definisce iniquo il criterio alla base della classificazione e chiede che venga considerato il numero di tamponi positivi sul totale di quelli effettuati. Ci risiamo, la nostra regione torna in rosso scuro. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha diffuso le nuove mappe ufficiali. Il Friuli Venezia Giulia, assieme alla provincia di Bolzano, è classificato come zona a più alto rischio. Entrambi i territori superano la soglia dei 500 casi ogni 100.000 abitanti. In particolare, in Friuli Venezia Giulia i casi accertati risultano 554,9 ogni 100.000 abitanti. Dello stesso colore, tra gli altri, la vicina Slovenia, il Portogallo, gran parte della Spagna, ma anche una porzione della Svezia. Per la nostra regione non si tratta della prima volta, ma a questo punto quello dei colori europei diventa un rebus. Il 28 gennaio il Friuli Venezia Giulia era finito in zona rosso scuro con Bolzano, Veneto ed Emilia Romagna. A distanza di poche ore Veneto ed Emilia Romagna erano passate al rosso. In quell'occasione il presidente Massimiliano Fedrigas era molto arrabbiato, chiedendo l'intervento urgente del governo. Il 1 febbraio poi il rosso scuro era stato eliminato dalla mappa. Oggi l'ennesimo aggiornamento. Questa situazione evidentemente è determinata dal criterio iniquo di valutazione che tiene conto del numero di 500 casi positivi ogni 100.000 abitanti, non considerando invece il numero di tamponi effettivamente fatti e penalizzando regioni come il Friuli Venezia Giulia dove si effettuano molti tamponi. In ogni caso, al di là di quella che è la valutazione e il criterio, questa nuova regola data dall'Unione Europea è una raccomandazione che poi potrà essere recepita dagli Stati membri, ma che comunque impone a chi vuole recarsi all'estero la necessità di un test preventivo Covid negativo prima di entrare nel Paese membro e poi successivamente anche di un periodo di quarantena. Riteniamo che questo criterio debba essere aggiornato misurando effettivamente il numero dei tamponi positivi rispetto al numero dei tamponi realmente effettuati. E il governo sloveno si prepara ad emanare un nuovo decreto di imminente entrata in vigore che obbligherà ai tamponi ogni 7 giorni tutti i lavoratori italiani transfrontalieri, una decisione che condizionerà i movimenti di chi per reali necessità deve oltrepassare il confine con regolarità. Questa misura viene considerata ingiusta e preoccupante dal presidente del Consiglio sindacale interregionale Italia-Slovenia Roberto Treu. Si tratta di una decisione in contrasto con le linee dell'Unione Europea, dice, secondo le quali i lavoratori transfrontalieri non possono essere discriminati rispetto ai lavoratori residenti. Ma dicevamo dell'indice RT che in Friuli Venezia Giulia è arrivato a 1,03, il servizio. L'indice RT sale nuovamente sopra l'1 in Friuli Venezia Giulia. Si inverte dunque il trend che aveva visto nelle ultime settimane l'indice di trasmissione del contagio scendere. Oggi l'RT medio in regione è a 1,03. Una settimana fa era 0,68, mentre quella precedente a 0,88. È quanto emerge dalla bozza del report settimanale, il 38esimo. Il Friuli Venezia Giulia quasi certamente resterà in zona gialla. Tutti gli altri indicatori, infatti, a partire dalle ospedalizzazioni, risultano in calo. La task force regionale, guidata dal professor Barbone, ha analizzato i dati in contatto con la cabina di regia di Roma. Il dato dell'RT in crescita è legato ai famosi parametri che il Friuli Venezia Giulia ha più volte chiesto di rivedere. Di fatto, nel monitoraggio incidono i dati delle giornate che rappresentano per il Friuli Venezia Giulia il picco della cosiddetta terza ondata.
Tutti gli altri dati, come detto, sono in miglioramento. L'occupazione delle terapie intensive è al 35%, quella delle aree mediche al 40%. Il numero di tamponi positivi sul totale scende, passando dal 12,5% al 12%. La Regione ha ricevuto informali rassicurazioni sul fatto che il Friuli Venezia Giulia resterà in zona gialla. C'è discreta fiducia inoltre che dalla prossima settimana l'RT riprenderà la sua discesa. E poi c'è il monitoraggio della Fondazione Gimbe, che segnala come il Friuli Venezia Giulia sia terza tra le regioni italiane per percentuali di cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale anti-Covid. Dal monitoraggio però si registra anche un nuovo aumento di casi positivi. Nel mezzo della crisi di governo stiamo attraversando una delle fasi più critiche della pandemia. Da un lato l'inevitabile rallentamento della campagna vaccinale, segnata da continue revisioni al ribasso delle forniture, dall'altro i primi segnali di aumento della circolazione del virus. Questo il quadro tracciato dalla Fondazione Gimbe nell'ultimo monitoraggio. Di fatto, una volta esauriti gli effetti del decreto Natale, spiega il presidente Nino Cartabellotta, si arresta la discesa dei nuovi casi settimanali e in alcune regioni si nota un'inversione di tendenza. In Friuli Venezia Giulia, nella settimana compresa tra il 27 gennaio e il 2 febbraio, risultano in peggioramento gli indicatori relativi a casi testati per 100.000 abitanti, 1.239, e il rapporto positivi casi testati pari al 19,8%. La nostra, inoltre, è tra le 4 regioni nelle quali risultano sopra la soglia di saturazione i posti letto sia in area medica, 45%, che nelle terapie intensive, 35%. Sul fronte delle vaccinazioni, il Friuli Venezia Giulia è terza tra le regioni, dopo Emilia-Romagna e Valle d'Aosta, per percentuale di popolazione che ha completato il ciclo, ovvero prima dose e richiamo. Sono l'1,63% contro la media nazionale dell'1,36%. La Fondazione Gimbe evidenzia come continuino a persistere rilevanti differenze tra regioni. La percentuale va dall'1,89 dell'Emilia-Romagna allo 0,80 della Calabria. Sulla base di quanto annunciato durante il vertice tra governo, regioni e commissario per l'emergenza di ieri, le forniture di antidoti al Covid previste per il primo trimestre del 2021 sono di 7 milioni e mezzo di dosi della Pfizer-BioNTech, 1,3 di Moderna e 5,3 di AstraZeneca, complessivamente 14,7 milioni di dosi che, sottolinea la Fondazione Gimbe, permetterebbero di completare il ciclo vaccinale di 7,3 milioni di persone, circa il 12% della popolazione. Per quanto riguarda le dosi di vaccino somministrate per categorie in Friuli Venezia Giulia, il 72% sono operatori sanitari, l'11% ospiti delle case di riposo, il 17% personale non sanitario. Non è ancora partita la vaccinazione degli over 80. Qual è la situazione nella terapia intensiva Covid all'ospedale di Udine? L'abbiamo chiesto al dottor Amato De Monte, direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione. Momento per affrontare l'emergenza Covid abbiamo a disposizione all'ospedale di Udine 31 posti letto di terapia intensiva per i pazienti Covid e 14/16 posti di terapia intensiva generale. Per quanto riguarda la mortalità anche delle persone che finiscono in terapia intensiva. Da quando abbiamo riaperto gli accessi in terapia intensiva, quindi col primi di settembre ha cominciato la spicciolata a rientrare i pazienti, poi per scoppiare brutalmente alla fine di settembre, il numero di pazienti ricoverati, dico i numeri una settimana fa, erano stati 350 pazienti con una mortalità di 95 persone. Quindi giriamo su una mortalità del 26-27%, con una età media delle persone decedute di 73 anni. I pazienti che entrano in terapia intensiva per Covid e che non ce la fanno sono nel 99%, direi, sono tutti pazienti che hanno delle comorbidità associate. E le comorbidità più comuni sono obesità, diabete, ipertensione o malattie cardiovascolari, ipertensione e malattie cardiovascolari. Poi
ci sono anche dei pazienti che magari possono avere o delle complicanze neoplastiche, oppure abbiamo avuto anche dei pazienti che sono stati casualmente ricoverati in terapia intensiva Covid perché, faccio un esempio, a seguito di un intervento chirurgico complicato oppure importante, sono risultati positivi e hanno dovuto essere accolti nella terapia intensiva Covid, non potevano andare nella terapia intensiva normale. Ecco. La provincia di Udine ha superato quota 1200 morti con Covid dall'inizio di questa pandemia. Con i 9 di oggi sono 1205. Questo è il dato che emerge dal bollettino di oggi, dal quale risultano complessivamente in regione 16 nuovi decessi, di cui 3 precedenti al 1° febbraio, 2490 le vittime in tutto in Friuli Venezia Giulia. Nelle ultime 24 ore sono 355 i nuovi contagi, di cui 252 attraverso 3.902 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 6,45%. Le altre 103 positività sono emerse attraverso 1.881 test rapidi antigenici, 5,47 in questo caso il tasso di positività. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive, scendono a 550 i pazienti ricoverati negli altri reparti. E ad un mese e mezzo dall'apertura, primi bilanci del drive-in per tamponi Covid attivato a Perteole nella sede della Protezione Civile a Ruda. I 12 medici di medicina generale della Bassa Friulana hanno realizzato fino ad ora 1700 tamponi, riscontrando positività nel 13,24% dei casi. In via Duca d'Aosta vengono realizzati in media 35 tamponi al giorno, un'attività che ha spinto il sindaco Franco Lenarduzzi a proporre il punto tamponi anche come possibile sede per la campagna vaccinale anticoronavirus. Il grande lavoro svolto in questi mesi, afferma, dimostra che qui a Ruda siamo in grado di gestire anche l'attività di vaccinazione non appena sarà necessario procedere con i grandi numeri. Gli impianti sciistici potranno riaprire dal 15 febbraio, ma solo in zona gialla. È quanto sarebbe stato deciso dal Comitato Tecnico Scientifico dopo aver esaminato il protocollo messo a punto dalle regioni lo scorso 28 gennaio. Non è stata invece accolta la proposta di avviare la stagione invernale anche in zona arancione, seppur al 50% della capienza. Gli operatori del settore chiedono ora certezze in merito al fatto che dal 15 febbraio non sia più in vigore il divieto di circolazione tra le regioni. Non voglio pensare che le imprese interrompano la cassa integrazione per i dipendenti, afferma Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari, e poi venerdì prossimo ci dicano che il divieto rimane. Abbiamo già subito tantissimi danni e decine di aziende sono in crisi di liquidità. Siamo alla pagina politica. Oggi a Roma il Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, ha iniziato le consultazioni. Forza Italia va verso un sì e anche il Movimento 5 Stelle dopo le dichiarazioni del Presidente uscente Giuseppe Conte. Nessun dubbio invece nel Partito Democratico. Il PD è convinto che il tentativo del Presidente incaricato Draghi debba andare a buon fine, questo perché lo chiede il Paese, questo perché lo ha chiesto il Presidente della Repubblica, facendo appello a tutte le forze politiche. Speriamo che davvero tutti pensino agli interessi del Paese e non agli interessi di bottega. Credo che l'occasione che ha davanti il Paese è unica e come tale non va assolutamente sprecata. Se in casa PD non ci sono dubbi, le parole di Giuseppe Conte dette oggi fuori da Palazzo Chigi fanno saltare il banco del Movimento 5 Stelle che va inevitabilmente verso la maggioranza. Anche nel centrodestra ormai le carte sono sparigliate, con il leader della Lega Matteo Salvini che andrà solo da Mario Draghi, mentre Fratelli d'Italia ha già escluso un sostegno e Forza Italia invece va verso il sì. Il presidente del Consiglio regionale ed esponente azzurro Piero Mauro Zanin in ogni caso è critico sulla gestione della crisi. Forse come centrodestra abbiamo perso un'occasione perché solo facendo la proposta di andare a votare in un momento così complicato, così come il Presidente della Repubblica ci ha ricordato ieri, si sapeva che era una posizione difficilmente che si poteva seguire difficilmente. Forse serviva un centrodestra che responsabilmente per un periodo di tempo faceva una proposta di governabilità
dei migliori, come è stato detto. In questo caso speriamo che Draghi riesca a concretizzare questa sua proposta e attraverso questo costruire un'alternativa sui valori della destra e del centrodestra in questo Paese, ma che si richiami a quel moderatismo delle politiche liberali, cristiane, democratiche che hanno rappresentato nel passato la migliore politica di questo Paese. La cronaca, contrabbando di gasolio, vediamo i risultati di alcune operazioni della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza di Udine ha sequestrato 14 auto articolate e 440 litri di carburante per contrabbando di gasolio, introdotto irregolarmente in regione e nel territorio nazionale. Le operazioni hanno portato a 5 arresti e a un totale di 28 persone denunciate per il reato di sottrazione al pagamento delle accise. Il danno per l'erario corrispondente all'imposta evasa è stato quantificato in oltre 380.000 euro, mentre le relative sanzioni sono pari a 3,8 milioni di euro. Le Fiamme Gialle hanno scoperto che, con l'intento di dissimulare il trasporto illecito, il prodotto petrolifero veniva adulterato con additivi che ne modificavano la composizione chimica, facendolo apparire di una classe merceologica diversa da quella sottoposta ad accisa per sfuggire alle imposte dovute. L'origine delle merci contrabbandate da ricondurre a società e imprese dell'Est Europa, mentre le reali destinazioni del gasolio erano aree industriali e magazzini del centro-sud della penisola, dove il carburante veniva stoccato per poi essere rivenduto a prezzi competitivi e in completa evasione d'imposta. La squadra mobile e le volanti della questura di Udine hanno sequestrato oltre 3,5 etti di cocaina pura ad una coppia di cittadini marocchini fermata al casello di Udine Sud, un 28enne ed una 18enne residenti fuori regione. Perquisito il veicolo sul quale viaggiavano, i poliziotti hanno trovato 5 pietre di cocaina che avrebbero fruttato al dettaglio almeno 40.000 euro. Ieri sera poi un cittadino marocchino di 23 anni, controllato in centro, è stato trovato in possesso di mezzo panetto di hashish. È stato denunciato per detenzioni ai fini di spaccio. Dopo un anno di indagini svolte nel 2020 dalla polizia locale e dai carabinieri di Monfalcone, un cittadino cinese di 46 anni è stato arrestato per sfruttamento della prostituzione, violenza sessuale, lesioni personali. Sono stati sequestrati 3 centri massaggi che gestiva, altri 3 sono stati chiusi per gravi irregolarità anche sanitarie. Di recente poi la municipale ha posto sotto sequestro 2 delle strutture che nel frattempo avevano ripreso l'attività con altri gestori senza che le irregolarità fossero sanate. Strano odore in un condominio, era il cadavere di un uomo deceduto da giorni. La tragica scoperta è avvenuta ieri in una palazzina di via Matteotti a Trieste. Si tratta di un pensionato di 74 anni che viveva da solo, era morto da diversi giorni a seguito di un malore che evidentemente non gli ha consentito di chiedere aiuto. Ed un uomo di 73 anni è stato trovato senza vita dalla moglie questa notte attorno all'1 ad Aquileia. È stato colto da un arresto cardiocircolatorio mentre si trovava nel suo furgone posteggiato all'esterno della casa di famiglia. Inutili purtroppo i soccorsi. Più pagamenti digitali fai, maggiori possibilità hai di essere premiato attraverso il cashback. C'è chi ci ha pensato su e ha preso d'assalto le colonnine self-service negli impianti di carburante. Vediamo. I furbetti del cashback, così il presidente nazionale della Figish Confcommercio Bruno Bearzi definisce quanti fanno rifornimento di carburante nelle ore di chiusura dei distributori utilizzando ripetutamente il bancomat con €1 alla volta e in qualche caso anche con 50 centesimi. Il fenomeno si sta allargando a macchia di leopardo non solo in regione ma anche in tutto il territorio nazionale. Avvengono durante l'orario notturno di chiusura presso i nostri self-service e fanno decine di operazioni da meno da €1 e qualche cosa, questo per accreditarsi nel numero di operazioni che vengono poi fatte in funzione del super cashback. Lo ritengo una cosa abbastanza non solo curiosa ma anche costosa per noi, pur avendo una marginalità esigua. Se un cliente fa uscire e dal self-service e dalla nostra stampante interna decine e decine di scontrini, questi hanno un costo che vanno di gran lunga a coprire quelli che sono
le nostre marginalità, quindi diventa assolutamente antieconomico per i gestori e quindi è un danno che viene creato a noi. Poi c'è anche il costo da mettere in conto dell'eventuale connessione e quindi voglio dire i costi si accavallano e rendono veramente inutile, cioè, se fossero tutti così sarebbe da chiudere i self-service, insomma. Negli ultimi tempi si moltiplicano gli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica che improvvisamente attraversa la strada. Gli ultimi episodi si sono verificati a Rivignano Teor e Malborghetto Valbruna. Spesso i danni riportati dalle auto sono ingenti. Consumatori Attivi racconta una storia a lieto fine, quella di un automobilista risarcita ricorrendo all'apposito fondo regionale. Ottenere l'indennizzo per danni ai veicoli causati dalla fauna selvatica è possibile e nemmeno troppo complicato. A farlo sapere Consumatori Attivi, che ha seguito il caso di una cittadina della regione coinvolta in un sinistro del genere. In 4 mesi si è vista risarcire l'80% del danno, ricorrendo all'apposito fondo istituito dalla regione. Una buona notizia, in considerazione del fatto che negli ultimi tempi si moltiplicano in Friuli incidenti di questo tipo. Abbiamo raccolto la richiesta di aiuto di una nostra associata che a ottobre purtroppo si era vista coinvolta in un brutto sinistro. Fortunatamente ne erano usciti illesi sia lei sia il capriolo, però la macchina aveva subito importanti danni. Abbiamo provveduto quindi a seguire passo passo la cittadina nella richiesta di indennizzo al fondo regionale proprio per i danni causati dalla fauna selvatica e dopo 4 mesi la signora si è vista indennizzare l'80% del danno subito. Quindi una buona notizia che ci fa ben sperare sul funzionamento di questo fondo e che deve essere un messaggio per tutti i cittadini che si trovano coinvolti in simili avventure. Rivolgetevi a Consumatori Attivi per questo. Sui lavori di ristrutturazione dello Stadio Friuli, il Tribunale rigetta la richiesta dell'Udinese Calcio e dà ragione al Comune di Udine. Sarà la società e non il municipio e quindi i cittadini a farsi carico dei costi sostenuti per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi relativo all'auditorium della Tribuna Ovest, pari a 203.000 euro. Secondo il giudice monocratico del Tribunale di Udine non è emerso alcun inadempimento imputabile al Comune di Udine, fa sapere lo stesso municipio, perché i lavori oggetto del contendere non solo sono andati a modificare lo stato di fatto rispetto al quale il contratto faceva riferimento, ma si configurano come lavori di ristrutturazione frutto di un'iniziativa autonoma della società. Ancora una volta, ha commentato il sindaco Pietro Fontanini, il Tribunale di Udine ha riconosciuto la correttezza del comportamento dell'amministrazione nei suoi rapporti con l'Udinese Calcio. Abbiamo respinto una assurda pretesa di risarcimento. La Regione approva la realizzazione dell'elettrodotto che attraversa Tolmezzo, ma non ne prevede l'interramento come chiesto dalla locale amministrazione comunale. Il sindaco Francesco Brollo non si dà per vinto, faremo di tutto pur di ottenere quello che abbiamo richiesto. La Regione dà il via libera alla realizzazione dell'elettrodotto, ma non accontenta Tolmezzo, che ne aveva chiesto l'interramento in modo particolare in punti nevralgici della città. L'amministrazione comunale non intende demordere. Sull'elettrodotto, che è una lunga storia, no? Noi abbiamo davvero battagliato tanto perché fosse interrato anni fa assieme ai comitati. Adesso ci troviamo con questo progetto che in 2 luoghi, chiamiamoli così, sensibili del comune di Tolmezzo, la Borgata Sfleus, che è proprio dietro l'ospedale, e poi le frazioni di Imponze e Carunea, non sono state accolte le richieste che avevamo presentato come comune, ovvero su un'opera così grandiosa che costa 100 milioni di euro, riuscire a fare delle varianti, corrispondenza della borgata dietro l'ospedale, farlo passare sottoterra e non ancorarlo sul viadotto che passa sopra le teste dei nostri cittadini, e nella corrispondenza di Imponze e Carunea creare una variante che evitasse di passare in mezzo ai 2 paesi. Ecco, noi rimaniamo fermi su queste 2 richieste che non sono state accolte e non molliamo su questo.
Ed ora un'ultima notizia prima di chiudere: una consociata del gruppo Danieli nell'elite dell'energia a fusione nucleare pulita. ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, un progetto internazionale che coinvolge 35 nazioni nella realizzazione di un dispositivo di fusione con dimensioni doppie rispetto a quanto sino ad oggi creato, si prefigge l'obiettivo di dimostrare la fattibilità scientifica, tecnica ed economica di una centrale termoelettrica a fusione nucleare. Il progetto è affidato a Fusion for Energy, agenzia europea che si occupa della gestione delle forniture di pertinenza dell'Unione Europea. Una consociata del gruppo Danieli, che si chiama Danieli Telerobot Labs e offre soluzioni su misura per l'integrazione robotica a livello industriale, si è aggiudicata la fornitura dei veicoli per l'ispezione dei condotti di alimentazione del criostato. Il contratto della durata di 3 anni e dell'importo di 1,8 milioni di euro prevede la consegna dei robot di ispezione all'inizio del 2024. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, che termina qui. Grazie per la vostra cortese attenzione. Buon proseguimento di serata. Arrivederci.